Telespettatori Tele4, buonasera, siamo pronti per l'approfondimento e questa sera siamo in compagnia del presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti, che saluto. Buonasera Presidente. A voi. Allora Presidente, partiamo dalla notizia del giorno, diciamo così, che ancora riguarda il nuovo Papa, insomma, no? Che idea si è fatto della scelta di puntare appunto su Leone XIV? Ma è un po' presto per dare un giudizio compiuto su questa figura e su questa scelta, tuttavia l'impressione che mi ha dato, io sono tra quelli che è rimasto incollato davanti a un camino in questi 2 giorni, e questo dimostra questa potenza, questo soft power di Santa Madre Chiesa, che come me ha tenuto incollati davanti alle televisioni, avendo solo davanti agli occhi un pezzo di ferro da cui doveva uscire una fumata bianca o nera. E quando è uscito questo nome non sapevo minimamente chi fosse, come credo quasi tutti. Ed è stata una di queste straordinarie sorprese che ci riserva la Chiesa, cioè tutte le cose che venivano date per scontate, Parolin, Pizzaballa, tutte cose qua. Il Papa italiano ha dimostrato di essere cosa che appartiene a noi che vediamo da fuori le cose, mentre la Chiesa probabilmente è molto più avanti. È davvero la dimostrazione di una globalizzazione non inventata né dai russi né degli americani né dai cinesi, ma semplicemente dal Vangelo. E quindi la Chiesa è davvero l'unica cosa universale oramai rimasta a disposizione di credenti e non credenti. E quindi quando è uscita la figura di questo Papa, l'impressione che mi ha fatto è stata un'impressione commovente. È un Papa che ci ha parlato subito di Dio, di Cristo, ha chiuso con un'Ave Maria e non con una buona cena, e già questo per me è stato un elemento che mi ha riportato all'essenzialità. Il nome, no? Leone XIV, il nome che il nuovo Papa si è scelto, ci porta a cominciare a discutere anche di cose che riguardano il lavoro, eccetera, perché insomma Leone XIII era il Papa della dottrina sociale, della Rerum Novarum, era anche definito, se non vado errato, il Papa operaio, se non erro. Sì. Il Papa operaio non lo so, però so solo che ci sono stati tanti preti operai, soprattutto nei paesi dell'est. Mi ricordo di aver conosciuto il cardinale Tomacek, il primate della Cecoslovacchia, che per 20 anni aveva dovuto essere prete nascosto, proprio perché c'è stata la Chiesa del Silenzio. C'è anche in Cina, poi Parolin gli aveva ridato la parola in modo assolutamente strano, ma ne parleremo un'altra volta. Forse una delle ragioni per cui Parolin non è stato rieletto è stato proprio essere stato l'artefice di quell'accordo secondo il quale il Partito Comunista Cinese nomina i vescovi e la Chiesa li deve confermare. Peccato che abbia nominato 2 vescovi durante la sede vacante, fregandosene degli accordi come fanno i cinesi in modo suave, e soprattutto lì abbiamo potuto leggere una parte di quegli accordi che tra l'altro contemplavano il fatto che nelle chiese non potessero entrare i ragazzi fino alla maggiore età, quindi nessuno poteva entrare in chiesa fino a quando non avesse compiuto la maggiore età, e quindi tutta la fase, diciamo, di formazione, promozione, di dottrina che si fa con i ragazzi eccetera veniva esclusa esplicitamente da quell'accordo. È una delle cose che sicuramente Parolin ha pagato, essendo l'artefice di quell'accordo. Però detto questo, tornando alla Rerum Novarum, è stata la rivoluzione, parla delle cose nuove. Io personalmente, ma anche la nostra associazione, è molto attratta dalle cose nuove, traducendole in concreto. Lì fu la declinazione della dottrina sociale della Chiesa, che è quella che secondo me ancora ispira il sistema europeo, che è molto legato a un capitalismo mitigato, direi keynesiano,
che ha molto a cuore anche il welfare di chi lavora nelle aziende, e credo che oggi questo andrebbe riportato di attualità. Oggi parliamo tanto di disuguaglianze anche dal punto di vista salariale che c'è dentro il mondo dell'economia e anche dell'industria, per cui parliamo sempre di salari poveri. Noi siamo, credo, la seconda nazione dell'Unione Europea per quanto riguarda la fragilità e la debolezza degli stipendi, dei salari, per cui oggi abbiamo gente che ha un salario ed è povero lo stesso, lavora ed è povero lo stesso. Quindi queste cose qua, che non sono argomenti che possono essere lasciati in esclusiva di un Landini qualunque, ma sono cose reali delle quali dobbiamo discutere, dobbiamo capire come possiamo trovare una nuova dimensione del rapporto tra capitale e lavoro. Ecco, questa è una cosa secondo me essenziale, che sta anche alla base di ogni possibile rilancio di un sistema manifatturiero, atteso che noi siamo la seconda potenza manifatturiera d'Europa, la settima del mondo fino adesso. E quindi il fatto che il Papa si sia richiamato a Leone XIII è un fatto importante. Parlando di questioni che riguardano appunto il lavoro, eccetera, ieri c'è stato un incontro a Palazzo Chigi fra il governo, fra il presidente Meloni e i sindacati per parlare della sicurezza sul lavoro, e questa è, per quanto riguarda l'imprenditoria, per quanto riguarda la politica, per quanto riguarda gli stessi sindacati, è la sfida. Sì, allora innanzitutto bisogna dire che bene ha fatto la Meloni a convocare le organizzazioni sindacali all'indomani di uno stanziamento importante che ha fatto la Presidenza del Consiglio, attingendo dai fondi importanti che aveva l'INAIL, che tra l'altro fondi generati dalle imprese e dai lavoratori, soprattutto dalle imprese. E bene ha fatto a creare una condizione colloquiale, cioè il governo non ha detto io faccio queste cose e voi le ascoltate e basta, ma c'è stata un'interlocuzione talmente importante che persino Landini ha dovuto ritenere utile l'incontro, e questo è quasi un miracolo dovuto alla fumata bianca sopra San Pietro, perché è quasi un miracolo. Però ecco, l'importante è stato questo, aver definito un'agenda che stabilisca gli interventi indispensabili per fare in modo che non ci sia questa strage continua sui posti di lavoro, nelle aziende, nei cantieri, eccetera. Noi abbiamo la legislazione più avanzata per quanto riguarda la sicurezza del lavoro, evidentemente manca qualcosa, cioè non è semplicemente scrivere una legge per garantirci che la mattina uno vada a lavorare e poi torni a casa la sera, sano e salvo. Ecco, noi ultimamente abbiamo veramente una falcidia di morti nel lavoro e nei cantieri che ci sconcerta. Ecco, io credo che nella nostra regione stiamo sperimentando buone pratiche assolutamente innovative. Partiamo da un fatto che generò una grande emozione, la morte di Lorenzo Parelli, un ragazzo che durante l'alternanza scuola-lavoro era rimasto schiacciato da un macchinario ed è morto anche durante un periodo di formazione che non dovrebbe contenere in sé rischi di questo tipo. E abbiamo creato assieme alle organizzazioni sindacali l'alta scuola sulla formazione alla sicurezza e alla salute in fabbrica. Ha una sede fisica nella LEF di San Vito al Tagliamento ed è frequentata da tutti i responsabili della sicurezza nel mondo del lavoro, per quanto riguarda naturalmente quello di nostra competenza dell'industria, quindi gli RS, PP e tutte le altre organizzazioni bilaterali che in qualche modo sono chiamate a vigilare sulla sicurezza della salute in fabbrica, ricevono questa formazione straordinaria che ha come titolo Morti Zero nel nostro territorio nei prossimi 2 anni. Diciamo che siamo arrivati
non so se per merito nostro, ad un risultato di questo tipo, però non è solo questo. Stiamo anche dentro questa scuola, si rappresentano anche tutte quelle che sono le nuove tecnologie che fanno in modo che l'ambiente di lavoro sia più sicuro, quindi la sensoritica spinta, tutta una serie di misure che mettano al riparo il lavoratore anche di fronte a operazioni complesse e rischiose, per cui pensiamo per esempio alla prima causa di morte sul lavoro sono gli incidenti con i muletti. La prima causa del lavoro, noi abbiamo individuato le cause di incidenti sul lavoro esaminando i casi giudiziari di 3 anni di incidenti finiti nei tribunali, e quindi da lì abbiamo riscontrato una statistica che ci dice quali sono stati l'epidemiologia di questi incidenti, quali sono state le responsabilità individuate ed attribuite, per cui questo ci è servito anche a far capire anche agli imprenditori che garantire sicurezza significa garantire anche maggior produttività e anche minori rischi personali per quanto riguarda chi dirige un'azienda o chi ne è il titolare. Ecco, naturalmente al centro di tutto c'è la figura del lavoratore che deve essere assolutamente garantito nella sua salute e nella sua sicurezza nel momento in cui viene a prestare la propria opera nelle nostre aziende. Presidente. Abbiamo presentato a Osaka, sì, proprio nello stand del Friuli, il progetto Virtual Safety Trading, che è un sistema virtuale che usa l'intelligenza artificiale, la realtà aumentata, gli ambienti immersivi, per fare in modo che uno possa formarsi nella scuola e nelle fabbriche, affrontando tutti i rischi potenziali che ci possono essere in fabbrica senza correrli concretamente, perché è l'avatar con la rappresentazione dell'operaio che, frequentando tutta la fabbrica, incontra tutte le possibili problematicità e i rischi di incidente anche grave, e quindi impara ad evitarli. Quindi questo è l'aspetto formativo innovativo. Dall'altra, Presidente, dobbiamo chiudere. Ecco, abbiamo intitolato tra l'altro questo progetto innovativo, che in questo momento ci viene richiesto da tutta Italia e viene richiesto anche dalle scuole. Già nella prima fase 4.000 ragazzi si sono formati con questo sistema nelle scuole, perché è da lì che bisogna partire per garantire la cultura della sicurezza negli ambienti di lavoro, e adesso ci viene richiesto da tutte le confindustrie del nostro Paese. Questo è stato un grande fatto, è frutto di un grande lavoro che ha visto Confindustria, Formindustria ed altri soggetti lavorare insieme, sempre di concerto con le organizzazioni sindacali. Ecco, questo è un aspetto, la formazione. Presidente, dobbiamo chiudere perché siamo davvero in chiusura, siamo andati oltre i tempi. Grazie comunque. Grazie e buona giornata. Grazie Presidente, arrivederci, e grazie ai nostri telespettatori. Quattro veicoli in fiamme, 2 ostinati nel tentativo di spostare i mezzi a Servola. Un video incastra il piromane incappucciato in azione la scorsa notte. Tentata rapina con un martello alla sala slot Video Zardi via Foscolo, a 2 passi da piazza Garibaldi. Il malvivente è stato messo in fuga da un dipendente a colpi di mocio. La frattura della vertebra di Liliana al centro del giallo. I dubbi sull'errore del tecnico avvenuto in sala autopsia a Trieste. La gioia dei fedeli triestini per Papa Leone e il commento del vescovo Trevisi. Prevosto e conosce bene la Chiesa e sa ascoltare davvero tutti. Verrà consegnata la prossima settimana la nuova pista ciclabile di Viale D'Annunzio, l'annuncio dell'assessore Babuder a Tele4. Il sabato della verità per lo sport triestino, andata di play-out a Caldiero per la Triestina, verdetto play-off per il basket a Verona, tutto in contemporanea dalle 20.
Adunata degli Alpini di Biella, domenica a partire dalle 7:30, la tradizionale diretta della sfilata delle penne nere su Tele4. Buonasera, buonasera e bentrovati a una nuova edizione serale del telegiornale di Tele4. 4 veicoli incendiati a Servola nottetempo e 2 persone ustionate nel tentativo di spostare i mezzi che hanno preso fuoco. Un video di sorveglianza già acquisito dalla polizia incastra il piromane incappucciato su cui si sta procedendo all'identificazione. 4 auto bruciate nel raggio di 1,5 km fra l'1:45 e le 3:30 della scorsa notte, da via Capodistria a via Orsera, sino a via della Pace. Servola, Ponziana, Campanelle e Poggi Paese sono i rioni della periferia est di Trieste colpiti dall'azione di uno o più piromani negli ultimi 2 anni e mezzo. Il primo episodio risale al novembre del 2023 a Servola e proprio in questo rione dove tutto ebbe inizio i piromani sono tornati a colpire nella notte a fuoco 4 veicoli. 2 automobili, uno scooter e una moto. Nella periferia est di Trieste torna la paura. Erano le 3 di notte quando i residenti della casa vacanze Le Rose in via dei Giardini hanno sentito un forte botto. Scesi nel parcheggio interno hanno visto i loro mezzi bruciare. Nel tentativo di spegnere le fiamme, i proprietari dei veicoli, marito e moglie, sono rimasti coinvolti nell'incendio. Lui ustionato i piedi, lei alle mani, oltre a un principio di intossicazione. Fortunatamente le ferite non sono gravi. I danni minori che comunque hanno compromesso il veicolo sono quelli di questa Suzuki blu, ma guardiamo invece gli altri veicoli, questa automobile e poi naturalmente anche lo scooter e la moto. I mezzi sono ormai irriconoscibili, completamente sciolti dal calore delle fiamme. Sul posto i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme, mentre i medici del 118 arrivati con l'ambulanza prestavano i primi soccorsi ai feriti. La Polizia di Stato invece ha avviato le indagini. Sì, perché l'incendio è doloso. Nei filmati delle telecamere di sorveglianza della casa vacanze consegnate agli investigatori si nota un uomo incappucciato con uno zaino in spalla e con il volto coperto da una mascherina. Ha gettato della benzina sui mezzi e gli ha dato fuoco. Da chiarire se l'uomo ha agito da solo, ma soprattutto se quest'ultimo episodio è collegato agli altri avvenuti nella periferia est di Trieste negli ultimi 2 anni e mezzo. E sentiamo ora la testimonianza dell'uomo rimasto ustionato nel tentativo di spegnere le fiamme. Lei è una delle persone coinvolte perché è vittima dell'incendio che c'è stato questa notte. Sì, io fondamentalmente stavo dormendo e ho sentito un forte botto e era una delle gomme di questa macchina qui che è esplosa e fondamentalmente quando ci siamo affacciati abbiamo visto appunto questi 2 motorini qua e la macchina in fiamme. E quindi siamo usciti, lei ha provato, mia moglie ha cercato di spostare la sua auto, solo che in realtà non si era accorta che era in fiamma anche lei, allora ovviamente non ha avuto la possibilità di farlo perché, sì, meno male anzi che non l'ha fatto. E niente, abbiamo chiamato i soccorsi, io avevo 2 estintori dentro, ho provato a usarli, solo che non trovando le scarpe sono rimasto... Sì, un po' vedo le ferite ai piedi, a entrambi i piedi. Sì, alle piante dei piedi e mia moglie è rimasta scottata invece sulle mani perché ovviamente ho provato a toccare la macchina, no? E niente, sono arrivati per fortuna i vigili del fuoco in tempi abbastanza celeri, così come l'ambulanza. Ovviamente essendo veramente tardi abbiamo avuto almeno questa fortuna e niente, hanno fatto il loro lavoro, non ci sono stati altri danni a parte le nostre vetture. E basta. Quindi l'auto incendiata, quella blu di sua moglie o anche sua, e queste qua invece? Sa di chi sono? Tutte quante, questa qui è di mia moglie, questo è il mio suocero, questa era la mia moto e questo era lo scooter di mia moglie. Sì. Noi abbiamo le telecamere e abbiamo prodotto i video a chi di dovere e speriamo insomma... Che si recuperi il responsabile, Sì, speriamo nella legge insomma. Come stanno i suoi piedi, come sta sua moglie? Mia moglie sta meglio dei miei piedi, sicuramente, fortunatamente anche sono felice di questa cosa. Tanto male? A volte, insomma sì, dà fastidio perché camminando, sì, ovviamente il mio peso grava sulle scottature, però sì, riconosco che poteva andare peggio e quindi io, fin quando c'è la salute totale, insomma c'è tutto, poi le macchine si ricomprano, insomma, no?
Tentata rapina con un martello alla sala slot Video Zar di Via Foscolo, a 2 passi da Piazza Garibaldi. Il malvivente è stato messo in fuga da un dipendente a colpi di mocio. Il servizio è ancora di Gianluca Paladin. Ancora violenza a Trieste, siamo in Via Foscolo, una tentata rapina nella serata di giovedì. Pensate, un uomo armato di coltello e poi anche di un martello che brandiva, ha tentato la rapina all'interno di questa sala slot, ma è stato di fatto scacciato a colpi di mocio da uno dei dipendenti del locale che stava di fatto lavorando e pulendo il pavimento proprio in quel momento. 2 persone stavano come dire, sostando fuori dalla sala slot, pareva fossero ubriache. Uno dei dipendenti ha cercato di farli allontanare. Di fatto gli uomini si sono allontanati, però poi uno di loro è tornato col viso travisato perché coperto da una calzamaglia nera e appunto brandendo questo martello è entrato nella sala slot, ha minacciato i dipendenti, ma appunto uno di questi, che stava pulendo a terra come raccontato brandendo un mocio, gli ha assestato dei colpi e di fatto lo ha fatto scappare. Tutto registrato dalle immagini di videosorveglianza del locale, immagini che sono state consegnate agli inquirenti, che ora stringeranno quindi il cerchio intorno al malintenzionato che ha tentato la rapina. Eloquente anche il cartello fissato proprio dai soci della sala slot. Vedete, dopo gli ultimi fatti di cronaca si avvisano i signori rapinatori che la sala giochi ha un fondo cassa minimo e ha un allarme silenzioso direttamente collegato con le forze dell'ordine. Quindi, per così dire, i rapinatori sono avvisati. E questa sera torna l'appuntamento con Ring alle 21:10 in studio con Ferdinando Avarino, il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza per la prima mezz'ora. Poi Roberto Casondi di Agiuliana, Stefano Bernovic della Lega, Luca Bressan del Partito Democratico e Giorgio Sclip della lista Russo.Franco. Ora torniamo alla serata di ieri, all'elezione del nuovo Papa che abbiamo vissuto in diretta, facendovi vedere però dei retroscena rispetto proprio a quel momento, come è stato vissuto dai fedeli attorno al Vescovo. Habemus Papa. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost. L'annuncio dell'elezione di Papa Leone XIV è arrivato quasi al termine di un'iniziativa che la diocesi triestina aveva organizzato ieri in Curia, il che ha consentito al vescovo Trevisi di condividere con i fedeli un momento storico. Eravamo qui a pregare per la pace, le sue prime parole sono quelle del Signore risorto, la pace sia con voi, il dono di Cristo risorto. Non è la pace del mondo, è la pace che è radicata nel Signore che sconfigge la morte. Il vescovo quindi ha seguito, sempre in mezzo ai fedeli, le prime parole pronunziate dal nuovo pontefice, che subito hanno fatto il giro del mondo. La pace sia con tutti voi. Questo è il primo saluto del Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Difficile, è ovvio, prevedere ora come sarà il pontificato di Prevost. Pure al vescovo la biografia di Leone XIV qualcosa suggerisce. Conosce molto la Chiesa, il mondo, le tensioni, le speranze, le fatiche. Ha fatto anche questo accenno ad una Chiesa missionaria, che vuol dire che il Vangelo è qualcosa che non possiamo che condividere e fare in modo che gioiosamente arrivi anche nel cuore dei fratelli e delle sorelle che incontriamo. Monsignor Trevisi, fra l'altro, ha avuto modo in tempi recenti di incontrare l'allora cardinale quando ricopriva il ruolo di capo del dicastero dei nuovi vescovi. È una persona, la ricordo, pronta ad ascoltare. Non è che ha dato delle soluzioni e così via, ma il fatto di essere ascoltati sappiamo che è una delle prime cose di cui tutti sentiamo il bisogno.
E sentiamo ora cosa pensano i triestini, appunto, del nuovo Papa. Robert Francis Prevost, ora conosciuto come Papa Leone XIV, dopo il quarto scrutinio alla Città del Vaticano è stato eletto infatti il nuovo Papa. Andiamo a sentire se i nostri concittadini hanno seguito, si sono interessati, cosa ne pensano. Prima impressione sì, mi piace. Sì. Si aspettava lui o qualcun altro? Ma per dire la verità non avevo fatto previsioni perché lo Spirito Santo soffia dove vuole lui, non so. Mi sembrava che seguirà le orme del Papa prima, insomma. Speriamo almeno. Non ho seguito molto, grazie. Non lo so, dà l'impressione una persona molto controllata e poi vedremo cosa farà. Il statunitense può avere qualche riflesso secondo lei? Penso di no, penso di no. Statunitense, ma ha vissuto un mucchio di tempo in Sud America, quindi sarà un po' come il Papa precedente, forse. Mi piace molto perché era emozionato, umano, mi piace. È una bella figura, sarà senz'altro bravo. È una buona impressione mi ha fatto, devo dire la verità. Che porti forse la pace, no? Sì, Senz'altro. è quello che lui desidera, quello che desideriamo tutti. Auguriamoci che segua un po' quello che ha iniziato Francesco naturalmente e poi speriamo, insomma. Guardi, io sono rimasta senza la TV, ma a sentirlo alla radio mi sembra bene, anzi molto bene. Le piaceva anche il Papa di prima? Beh sì, anche quello di prima, però il discorso di questo anche molto... Sì, ecco, mi sono commossa proprio, le dico il vero. Pensavamo un italiano, sinceramente. Però ben venga, dai. Finalmente un americano? Si aspettava qualcun altro? No, assolutamente no. E prima impressione su questo Papa qual è? Proprio così come persona? Come persona serio, sa cosa dice, simbolico, va bene, dai. Sentiamo anche le parole del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga sull'elezione del Santo Padre e su altri argomenti di stretta attualità. Si è insediato un nuovo Papa, Papa Leone XIV, ed è un Papa americano. Le chiedo la sua valutazione e quanto questo possa contare anche sugli scenari mondiali, quelli legati ovviamente ai conflitti, ma anche alle altre situazioni. No, non spetta a me ovviamente fare valutazioni sul Santo Padre, ho voluto fare ieri un comunicato felicitandomi ovviamente per l'elezione del nuovo Pontefice, sperando che prosegua quella missione della Chiesa. Sono convinto che sarà così, che è una Chiesa che riesce ad unire e a creare dialogo e a creare connessioni nelle varie parti del mondo che oggi vive momenti particolarmente difficili. Così il Presidente della Regione Fedriga sull'elezione del nuovo Pontefice. Il Governatore poi si è concentrato sulla questione sicurezza dopo le parole di preoccupazione sul fenomeno baby gang e microcriminalità pronunciate dal neoprocuratore capo di Trieste Castaldini. Questo stiamo facendo un lavoro importante e devo dire che seppur non viviamo situazioni emergenziali come in altre parti d'Italia, ma dobbiamo intervenire sia nella parte repressiva che nella parte di prevenzione. Su questo, come ho avuto modo di dire, stiamo proprio effettuando uno studio come Regione per cercare di analizzare tutti i fenomeni legati in particolar modo alle baby gang, le origini e come poter appunto cercare di avere un approccio preventivo rispetto alla diffusione di questi fenomeni criminali. Quanto all'incontro odierno con l'ambasciatore di Taipei in regione a Trieste, Fedriga ha sottolineato le opportunità che si potrebbero aprire con il paese del Far East per il porto di Trieste e il sistema logistico del Friuli Venezia Giulia. Può essere molto interessante anche in relazione agli scambi commerciali e alla dislocazione logistica di Trieste per l'Europa e del Friuli Venezia Giulia per l'Europa, un rafforzamento dei rapporti con Taipei, quindi la direzione è quella, esattamente quella che ho tenuto con il Giappone, con il quale mi auguro presto sigleremo con alcuni territori degli accordi specifici e cui vorrei ovviamente rafforzare con l'India e col Medio Oriente. Allora, torniamo a parlare del caso di Liliana Resinovic, la frattura della vertebra al centro del giallo, i dubbi sull'errore del tecnico avvenuto in sala autopsia, nella prima autopsia a Trieste, tante le domande che sono sorte dopo le rivelazioni alla stampa del tecnico di laboratorio Giacomo Molinari.
Sentiti dalla nostra emittente vari medici legali operanti in diverse regioni d'Italia, tutti concordano su 2 punti. Non è assolutamente frequente che un osso della regione cervicale di un cadavere si fratturi in sede di autopsia durante una manovra di iperestensione del collo e qualora ciò avvenisse dovrebbe essere segnalato nella relazione medico-legale. Parliamo ovviamente del caso Resinovic e di quanto svelato alla stampa in questi giorni da Giacomo Molinari, preparatore anatomico nella struttura di anatomia e istologia patologica dell'ospedale di Cattinara. Il tecnico quarantenne ha raccontato di aver causato la frattura della vertebra T2 eseguendo proprio la manovra citata durante la prima autopsia sul corpo di Liliana Resinovic l'11 gennaio 2022, pochi giorni dopo il ritrovamento del corpo della 63enne nel parco di San Giovanni. Manovra propedeutica all'ispezione cadaverica da parte del medico legale. Molinari aveva altresì precisato che quel tipo di frattura non è stata causata da un errore di procedura, aggiungendo come ciò capiti spesso in maniera involontaria quando si attua un'iperestensione del collo. Tutte affermazioni che contrastano con il parere degli altri professionisti del settore. La lesione, non segnalata, era stata oggetto di studio in sede di seconda autopsia all'Obitorio di Milano della consulenza medico-legale a firma Cattaneo. Nel documento la frattura veniva presa in considerazione come possibile lesione attribuita all'azione di terzi a sostegno dell'ipotesi di omicidio della 63enne di Via Verrocchio. Di qui il mistero che si infittisce. Quello del tecnico Giacomo Molinari è stato un errore? Perché nella prima consulenza medico-legale a firma del dottor Costantinides la lesione, se davvero prodotta in laboratorio, non è stata segnalata? Perché questa notizia è emersa solo dopo 3 anni dai fatti? Tutte domande alle quali bisognerà rispondere. Lignano Sabbiadoro torna protagonista dello sport europeo. Dopo l'edizione del 2005 la città ospiterà di nuovo gli EIOF nel 2027. Oggi a Trieste è stata firmata l'intesa ufficiale con il CONI. Lignano Sabbiadoro si prepara a tornare al centro dello sport europeo. Oggi nella sede della regione Friuli Venezia Giulia è stato firmato l'accordo che ufficializza l'assegnazione degli EIOF 2027, il Festival Olimpico della Gioventù Europea, alla città balneare friulana. Un evento di respiro internazionale che riporterà in Italia migliaia di atleti under 18 da oltre 50 paesi. A sancire l'intesa il presidente della regione Massimiliano Fedriga e la sindaca di Lignano Laura Giorgi, affiancati da figure di rilievo come Giovanni Malagò, presidente del CONI, e Spiro Scapralos, numero 1 dei comitati olimpici europei. Al tavolo anche Giorgio Brandolini, in rappresentanza del CONI regionale. Credo che il Friuli Venezia Giulia ha dimostrato volontà, caparbietà, desiderio e soprattutto anche capacità sia di costruire un bid, un dossier, un master plan molto competitivo e soprattutto di avere un'eccellente storia di passato, ma direi anche di presente, sono convinto di futuro, di saper organizzare questo tipo di manifestazioni. Mettiamoci anche che il Friuli ha questa bellissima eredità che ha saputo consolidare nel tempo di Lignano, che oggettivamente sembra proprio un luogo fatto su misura e il resto è venuto di plauso. Poi quando c'è una squadra del genere diciamo, ci sentiamo molto tranquilli. L'Europa sa che il Friuli col Friuli farà una bellissima figura. Per Lignano si tratta di un ritorno, aveva già ospitato gli EIOF nel 2005, ma l'edizione del 2027 punta ancora più in alto. 3 investimenti in infrastrutture, promozione del territorio e una settimana di sport, inclusione e visibilità internazionale. Il comitato organizzatore sarà composto da Regione, Comune, CONI e altri enti sportivi, con l'ambizione di trasformare questo appuntamento in una vetrina di eccellenza per lo sport giovanile europeo e per il Friuli Venezia Giulia. E siamo ai lavori pubblici che riguardano Trieste. Volgono al termine i lavori per la pista ciclabile in Viale D'Annunzio. La prossima settimana si concluderà la pitturazione in resina dei marciapiedi. La prossima settimana termineranno i lavori di pitturazione con la resina, per cui restituiremo gli spazi anche agli esercenti con la possibilità, con la bella stagione, di poter mettere fuori dehors. Abbiamo realizzato alla fine di Viale D'Annunzio, qui in corrispondenza di Largo Sonino, regolarizzato dei parcheggi ulteriori e anche in via Raffineria, avendo posizionato dei diversi stalli per il carico e lo scarico delle merci più vicino agli esercenti commerciali, torneranno ad essere disponibili tutti quelli che in precedenza erano riservati, per cui la via Raffineria, che adesso
dovrebbe essere impercorribile o percorribile solo per i bus, tornerà a disposizione dei cittadini e soprattutto dei residenti sia per muoversi sia anche per parcheggiare in maniera regolare senza il timore delle sanzioni. Sono sempre stato un po' titubante, lo dico, nel realizzare le ciclabili, soprattutto perché difficilmente vengono apprezzate e comprese. In questa zona è stato un intervento all'inizio anche molto contestato. Non nascondo di ricevere diversi ringraziamenti da chi invece adesso vive quei nuovi marciapiedi in termini proprio di abitazioni, che non ha più la macchina in cucina, in salotto, in soggiorno, ma riesce ad uscire. Allora, ci vediamo tra pochissimo, dopo la pubblicità. Bentrovati con la seconda parte del nostro telegiornale. L'intelligenza artificiale per la sicurezza sui luoghi di lavoro è la base del progetto del Friuli Venezia Giulia, illustrato nei giorni scorsi a Osaka, che il presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti ci ha spiegato così. Michelangelo Agrusti, presidente di Confindustria Alto Adriatico, saluta positivamente la figura del nuovo Papa, anche per il nome che Prevost si è scelto, Leone XIV, che richiama il pontefice con lo stesso nome, che dimostrò grande attenzione al mondo del lavoro. Fu la declinazione della dottrina sociale della Chiesa, che è quella che secondo me ancora ispira il sistema europeo, che è molto legato a un capitalismo mitigato, direi keynesiano, che ha molto a cuore anche il welfare di chi lavora nelle aziende. Ieri, poco prima della fumata bianca, fra l'altro, governo e sindacati si sono incontrati per parlare di sicurezza sul lavoro, un tema che sta a cuore a tutti e attorno al quale il Friuli Venezia Giulia ha dimostrato un'attenzione particolare, illustrata pure ad Osaka nei giorni scorsi durante l'Expo. È un sistema virtuale che usa l'intelligenza artificiale, la realtà aumentata, gli ambienti immersivi, per fare in modo che uno possa formarsi nella scuola e nelle fabbriche, affrontando tutti i rischi potenziali che ci possono essere in fabbrica senza correrli concretamente, perché è l'avatar con la rappresentazione dell'operaio che, frequentando tutta la fabbrica, incontra tutte le possibili problematicità e i rischi di incidente anche grave, e quindi impara ad evitarli. Allora, comunque vada, quello di domani, il sabato di domani, sarà da ricordare per la storia della Triestina e della Pallacanestro Trieste. La Triestina è impegnata a Caldiero per l'andata dei play-out salvezza, la Pallacanestro Trieste nel neutro di Verona contro Sassari per confermarsi sesta, per l'obiettivo della conferma del sesto posto nella griglia play-off. Sabato della verità per Triestina e Pallacanestro Trieste. Alle ore 20, in un'inedita e non particolarmente fortunata contemporaneità, la formazione di Tesser si gioca la partita d'andata dei play-out con il Caldiero, mentre la Pallacanestro Trieste scende in campo per l'ultima di regular season sul neutro di Verona contro Sassari per capire con che posizione chiuderà nella griglia play-off. Allo stadio Berti l'Unione affronterà una squadra compatta e che gioca un calcio abbastanza offensivo, ha sottolineato il mister in fase di presentazione della partita. Formazione con attaccanti brevilinei, il Caldiero, con cui l'Unione, dopo la sconfitta per 1-0 all'andata, vinse per 2-0 al ritorno in trasferta con la doppietta dal dischetto di Olivieri. Da non dimenticare poi che si tratta di una sfida sui 180 minuti con ritorno fissato a Rocco per il 17 maggio. Quanto alla rosa, Olivieri sta bene e gioca. Rientrano Cancellieri e Balcò, anche se quest'ultimo con eventuale minutaggio limitato, mentre Vertainen resta a Trieste a seguito di un risentimento muscolare, in modo da poter essere sicuramente disponibile al ritorno. Quanto alla Pallacanestro Trieste, impegnata a Verona con Sassari, con cui fu sconfitta l'andata per 98-86, la formazione giuliana punta a vincere per confermare il sesto posto nella griglia play-off, considerando che Reggio, a pari punti ma indietro negli scontri diretti, giocherà con la già retrocessa Pistoia. Sarà l'occasione per vedere in azione il nuovo arrivo, il centro Keylor Kelly. Well, it's certainly unexpected to play a home game, 2+ hours away from home. Just the amount of adversity that we've been able to battle through this season, we just kind of chart this to one more thing. I wish we had the chance to play at home in front of our home fans, who are the best in the league. I think we've got the second most attended games this year. I think that's great for our league. I think that's great for our team, and I think that's great for
teams that come in here and play against us. So I'm really disappointed that we don't get a chance to play at home in front of our home fans who have earned the right to watch us fight for the chance to finish as sixth in this league. We'll be ready as a team. We've been preparing for moments like this and opportunities like this all season long. And we're playing against a team, Sassari, who beat us at their place, and we want to do everything we can to make sure that they don't get a sweep on us. Allora, gli alpini di Trieste sono partiti alla volta di Biella per la Dunata nazionale degli alpini, la 96esima, che Tele4 trasmetterà in diretta domenica dalle 7:30 per tutta la giornata. Uno dei nostri fiori all'occhiello è proprio la protezione civile, non solo quelli di Trieste, perché siamo tutto sommato in pochi, ma tutta la protezione civile dell'Associazione Nazionale Alpini è sempre attiva in tutti i campi. Non è solo una festa, ma anche celebrazione di valori. Gli alpini della sezione di Trieste sono partiti alla volta di Biella per la 96esima Dunata nazionale e proprio loro apriranno la sfilata delle sezioni del Friuli Venezia Giulia nella mattinata di domenica, giornata finale del raduno che la nostra emittente seguirà in diretta fin dalle 7:30. Una celebrazione di valori, dicevamo, ma anche del sacrificio, mettersi a disposizione per aiutare e ricostruire, come insegna la storia del Corpo degli Alpini. Con tutte le specialità, dalla parte sanitaria ai squadre cinofili con varie specializzazioni, noi abbiamo i cucinieri anche, per dire, perché ogni reparto, ogni sezione ha dei propri incarichi ben definiti e quindi siamo operativi al 100% in qualsiasi situazione. Voglio anche ricordare che purtroppo ricorre l'anniversario del terremoto del Friuli del 76, in cui la sezione di Trieste e tutte le sezioni degli alpini d'Italia si recarono proprio a lavorare nel Friuli per ricostruire il Friuli. La sezione di Trieste era anche responsabile di un campo di lavoro, in quel di Attimis, e in quel campo di lavoro noi in quel periodo prendevamo le ferie per andare a lavorare gratis ovviamente ad Attimis a ricostruire le case. Quindi vedete che si continua questa linea rossa che lega gli alpini al volontariato, che lega gli alpini all'amicizia, che lega gli alpini all'amore di patria. È una cosa assolutamente incredibile questa della Dunata. Bene, tutto per il TG, restate con noi.